Sono 4 mesi che l'imprenditore veneziano Marco Zennaro è bloccato in Sudan. La doppia vittoria in 2 cause penali per frode non è bastata a farlo tornare a casa. All'orizzonte ora c'è una causa civile dalla durata incerta, ma Marco e l'accorato appello dei familiari per bocca del fratello Alvise non può più resistere in queste condizioni. Non si può più aspettare a fare tanti discorsi, tante chiacchiere, tante parole, bisogna passare i fatti perché sennò qua non c'è più tempo. Abbiamo bisogno che lo Stato italiano si faccia sentire con la controparte sudanese e che metta in chiaro che si vuole risolvere la questione in un modo o nell'altro, che Marco in questo momento qua ha delle problematiche anche dal punto di vista appunto di salute psicologica e che va risolto il prima possibile. Se aspettiamo ancora troppo tempo non c'è futuro per nessuno. Il calvario è affrontato in Africa da Marco Zennaro, racconta il fratello Alvise, ne sta minando lo stato di salute. È stato per 74 giorni in condizioni disumane, dal punto di vista fisico si è un po' ripreso stando in albergo in una condizione migliore rispetto alla precedente. Le condizioni psicologiche però sono preoccupanti. Viene seguito da un professionista a distanza tramite delle videochiamate e è stato messo nero su bianco che Marco ha bisogno insomma, di cura e quindi c'è bisogno che torni il prima possibile a portare avanti queste cure. Al dramma personale di Marco Zennaro, al dramma della sua famiglia, si aggiunge anche quello sociale che l'assenza prolungata dell'imprenditore potrebbe causare all'azienda e ai suoi dipendenti. La mancanza di un imprenditore, di un proprietario di un'impresa a conduzione prettamente familiare è un rischio per l'attività stessa e quindi per 25 dipendenti, per 25 famiglie, per il futuro di 25 famiglie.